Gentili signore e signori, un cordiale buonasera da Andrea De Luca, immagini e voci che vi giungono da Pieve di Soligo, dove assisteremo alla prova del campionato italiano in linea Under 23. Oggi assegnazione del titolo che per importanza è secondo solo agli assoluti italiani. Oggi vedremo sulla strada il futuro del ciclismo italiano. Al mio fianco Silvio Martinello. Buonasera Silvio. Buonasera Andrea, buonasera agli sportivi appassionati di ciclismo. Quest'oggi una delle gare più importanti della settimana di tricolore. Si assegna appunto la maglia tricolore, il titolo di campione d'Italia della categoria Under 23. Un circuito impegnativo, complicato, difficile, poco più di 20 km da percorrere 8 volte per una distanza totale di 164 km e 800 metri. Intanto vediamo con le immagini realizzate dalla ITA 100 e dai nostri moto operatori su Moto 1, Simula e Agostini, su Moto 2, Valentino e Radini. Vediamo le squadre più attese. Prima abbiamo visto la Trevigiani, Silvio, e questa è la Zalf Desirée. Sono le due squadre che stanno facendo incetta di successi durante la stagione. 25 vittorie per la Zalf e 23 vittorie per la Trevigiani. E dici bene Andrea, sono le squadre che stanno monopolizzando letteralmente la stagione dilettantistica. Vedremo quest'oggi se sapranno poi alla fine concretizzare questa supremazia che finora hanno avuto. Intanto sfilano ancora i giovani ciclisti e qua abbiamo altre squadre per un totale di 149 atleti al via. Diceva Silvio, circuito di 20 km e 600 metri, dovranno percorrere 8 giri, la distanza totale di 164 km e 800 metri. Taglio del nastro tricolore. Belle immagini ad allietare quello che sarà invece una giornata di fatica per questi ragazzi. Due salite da percorrere, la salita di Collalto con una pendenza massima dell'8% e la salita di Colvendrame 800 metri al 12% e non è lontano dall'arrivo, posto qui in piazza Vittorio Emanuele a Pieve di Soligo. Queste sono le due asperità principali di questo circuito che supera, come abbiamo detto, i 20 km, ma da non sottovalutare che in cima ad entrambe le salite ci sono due falsipiani, nella prima di 2,5 km, nella seconda di 2 km, dove potrebbe verificarsi la selezione decisiva. Infatti è proprio in quei tratti dove molto spesso si fa la differenza, piuttosto che nelle salite che tutto sommato hanno una distanza molto semplice, molto, diciamo così, all'altezza per corridori appunto di questo livello. Ed ecco qua, dopo aver visto l'altimetria, la planimetria di questa prova in linea degli Under 23. Intanto abbiamo visto Michele Foppoli andare a cercare con le immagini. Siamo agli inizi di questa gara, ripetiamo, si attende molto lunga e dura. Leandro Cotesta anche qua inquadrato in questo momento e insieme a lui vediamo anche Santivieri. Sono loro a cercare di mettersi in mostra in questo inizio di gara. Siamo alle fasi iniziali Andrea, ma vedi che da subito c'è grande bagarre, è un po' la caratteristica di queste categorie, soprattutto di questa categoria Under 23, dove ci sono molti corridori che naturalmente dal punto di vista tattico non stanno lì a fare tanti calcoli, quindi quando sentono la condizione ci provano perché ogni fuga potrebbe essere quella buona. È chiaro che nel momento in cui non c'è un corridore della Zalf Desirée Fior, un corridore della Trevigiani Bottoli, diventa difficile evadere, perché sono due squadre molto compatte che possono tenere cucita la gara. Infatti, tra l'altro, squadre composte da 6 atleti la Zalf, così come 6 atleti alla Trevigiani. Le punte di diamante di queste due squadre sono sicuramente per la Trevigiani Thomas Alberio e per la Zalf Enrico Battaglin, che insieme a Stefano Locatelli possono essere messi come i 3 più attesi di questa rosa, di questa gara tricolore, anche se poi, visto anche le caratteristiche del circuito, tutto può succedere. Tutto può succedere, ma tra l'altro sono alcuni tra gli atleti che si sono messi in luce alla manifestazione terminata domenica scorsa, Giro Bio, quindi sono sicuramente tra gli atleti più in condizione, che tra l'altro uscendo da una corsa a tappe di una decina di giorni hanno certamente affinato la gamba e saranno
coloro che saranno i più guardati quest'oggi in questa gara anche dai rivali. Ecco, intanto con i 4 fuggitivi, perché avete visto, questa è la conclusione del primo giro. Abbiamo visto che si è unito ai 3 anche Piergiacomo Marcolina. Potete vedere anche l'arrivo che è in leggera salita dopo che c'è stata una leggera discesa a portarli. Tutto questo negli ultimi 1000 metri, quindi leggera discesa, poi arrivo in leggera salita, come ben si capisce anche da queste immagini che ci offre il nostro regista Nazareno Balani. Mentre stanno uscendo sempre dal gruppo altri atleti, abbiamo visto all'inseguimento dei 4, ed è in questa fase appunto che escono dal gruppo Pozzetto e Capillo. Il gruppo transita con un ritardo poco superiore ai 2 minuti, ma siamo solo alla prima tornata, come hai detto. Infatti, parlando del circuito, c'è da notare appunto che anche l'ultimo chilometro è in leggera salita. Questo dopo 160 km potrebbe chiaramente creare difficoltà a quei corridori veloci che riuscissero a rimanere con i primi. Mentre con la nostra sintesi filmata facciamo un salto in avanti nella gara quando mancano 2 giri al termine. C'è un gruppetto di 5 corridori davanti, inseguiti da un altro gruppetto di 7 corridori, ma il gruppo è distante pochi secondi. Dovremmo vederlo sbucare dalla curva. Intanto arrivano altri che sono usciti dal gruppo a portare un contrattacco, e poi arriverà il gruppo comunque a una distanza non elevata eccolo qua, una distanza non elevata, 2 giri a questo punto. Mancano ancora 41 km, 200 metri, con le difficoltà che presenta questo percorso sono veramente tanti. Sì, vedete che il gruppo non ha ancora deciso cosa fare. Ci sono circa una dozzina, poco più di una dozzina di atleti davanti. Il loro vantaggio supera già il minuto, però in gruppo non c'è ancora quell'azione decisiva. Staremo a vedere appunto le squadre più importanti cosa faranno, naturalmente attendendo quelle che sono le indicazioni dalle loro ammiraglie. Qui siamo ormai invece all'ultimo passaggio. Mancano poco più di 20 km a questo punto all'arrivo, e ci sono 13 corridori, quelli che stiamo vedendo inquadrato all'attacco in questo momento. E allora andiamo a dire i nomi di questi 13 corridori: di Corrado, Aru, Gazzara, Pertica, Fedi, Orrico, Benedetti, Pizzaballa, Agostini, Dal Santo, Cecchinel e Bongiorno e Testi. Poi a 25 secondi ci sono Eugenio Alafaci, Enrico Barbin e Marco Favrello. Il gruppo è superiore al minuto, il ritardo del gruppo. Ecco qua i 3 che stanno inseguendo i 13 fuggitivi, e subito dietro c'è il gruppo con tutti i migliori. Il gruppo viene segnalato con un ritardo poco superiore al minuto, quindi praticamente dimezzato il distacco che avevano al giro precedente. Questo vuol dire che c'è la reazione del gruppo. Staremo a vedere la squadra che si incarica appunto di chiudere. Zalf del Gerefio ha diversi atleti nel primo gruppetto, sono meno numerosi invece gli atleti della Trevigiani Bottoli, quindi staremo a vedere, probabilmente sono loro in testa al gruppo appunto a tentare di ricucire. E infatti abbiamo visto Enrico Barbin proprio della Trevigiani, che non fa parte di questo gruppo, fa parte dei 3 al contrattacco, che si voltava per controllare la situazione. Eccoli qua, il terzetto, e vedete questo atleta inquadrato ora è proprio Barbin della Trevigiani, che continua a voltarsi perché attende il sopravanzare del gruppo. Attende il sopravanzare del gruppo, e ci sono diversi suoi compagni di squadra appunto in testa al gruppo ad andare ad inseguire il trappello di 13 per andare a rimescolare le carte. Probabilmente tutto si deciderà nelle ultime 2 scalate, alla salita di Colvendrame. Intanto con le immagini siamo sempre sul gruppo dei 13 fuggitivi. 13 fuggitivi che hanno davanti a loro ancora le 2 salite impegnative, 2 salite che hanno già percorso per 7 tornate.